sentiremo un legale per eventualmente chiedere anche il danno d'immagine, perché lo sfregio è stato grande, siamo un po' esterrefatti da questo gesto, perché per noi è inconcepibile. Parla direttamente dalla cupola canoviana Giuseppe Cugnal, presidente dell'opera Dotazione del Tempio di Possagno, dove nessuno sembra intenzionato a perdonare il 24enne castellano, autore di quella folle discesa in jeep sulle scalinate mercoledì scorso, ripresa e rilanciata sui social. Il giovane è già stato denunciato dall'opera per danneggiamento nelle ore immediatamente successive al fatto, danni che sembrano tutto sommato modesti rispetto a quelli d'immagine, ma ancora da quantificare nel dettaglio. Ci sono dei gradini che sono segnati, sembrano, però li valuterà il restauratore nostro e non so se uscirà anche la sovrintendenza, magari vuole, essendo un bene tutelato. E sono tuttora in corso di identificazione da parte dei carabinieri i ragazzi che hanno invece diffuso le immagini via social. Per loro non si configura nessun reato specifico, ma è molto probabile una lavata di capo. Un fatto così grave, spiegano dall'opera, non si è mai registrato, certo il tema del decoro dell'area non è nuovo. Ogni mattina c'ha qualche bottiglia di birra, qualche cartone di pizza, e per questo posto sacro, monumento nostro, è visto come un posto di bivacco. Quanto al 24enne della Jeep si andrà avanti in sede giudiziaria. Non possiamo tollerare cose neanche lontanamente simili a queste. Questo è veramente troppo.